Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa e strategia ICT e agenda digitale. Benvenuti a questo terzo webinar tecnico di approfondimento sui bandi PNR. In particolare oggi parliamo del bando dell'azione 1.4.1 esperienza dei servizi pubblici. Ringrazio prima di tutto i colleghi del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare Tommaso Goisis, Marco Rimoldi e Matteo Vabanesi, che sono qui con noi e che ci illustreranno nel dettaglio le opportunità di questo bando. A me il compito di fare una brevissima introduzione che più o meno è la stessa che faccio da 3 webinar tecnici, ovvero siamo qui perché, come ci siamo detti circa 3 settimane fa, il sistema evento si è attivato per cogliere queste importanti opportunità di risorse economiche da una parte, ma soprattutto di cambiamento dei servizi, delle modalità operative, dei sistemi, delle nostre pubbliche amministrazioni per migliorare la qualità dei servizi verso i nostri concittadini. Quindi ci siamo attivati con una serie di azioni. La prima fondamentale è far conoscere questi bandi con questo percorso di approfondimento su questi webinar. Ne abbiamo in cantiere altri importantissime. Una seconda iniziativa è quella della qualificazione dei fornitori. L'abbiamo detto più volte, noi mettiamo a disposizione delle piattaforme abilitanti che possono aiutare i comuni a raggiungere questi risultati, quindi stiamo cercando anche di definire una serie di paletti per aiutare nell'attività di acquisizione dei servizi comuni ad ottimizzare questo processo. Terzo aspetto importantissimo, l'ho detto prima poc'anzi, mettiamo a disposizione le nostre infrastrutture sui pagamenti, sulle identità, sui servizi ai cittadini, sui servizi cloud, quindi siamo veramente qui a aiutare chi ne ha bisogno, ma soprattutto, e il quarto aspetto che ci tengo importantissimamente, noi mettiamo a disposizione un po' la rete, il modello di governance che abbiamo attuato in questi anni, il modello di governance che è costituito dai SAD, dai soggetti aggregatori digitali, che stanno facendo un lavoro eccelso del territorio, ci sono già dei SAD che si stanno muovendo attivamente su questi temi. Lo stiamo facendo assieme ad ANCI Veneto è un parte importantissimo che ci dà una mano operativa tutti i giorni per raggiungervi e per supportarvi operativamente in questa attività. Lo facciamo con la consulta dei piccoli comuni, lo facciamo con la nostra società in house Veneto Innovazione e lo facciamo con le imprese, perché, come ripetiamo spesso, noi non abbiamo una società in house e quindi il mercato delle imprese ICT per noi è un tassello fondamentale della nostra strategia attuativa, perché noi possiamo definire modelli di governance, strategie, modelli operativi condivisi a livello di regione, ma poi la parte operativa spetta sicuramente al mercato. Quindi siamo partiti, abbiamo anche attivato uno sportello di supporto che ovviamente non vuole sostituirsi allo sportello nazionale, ma grazie alla collaborazione con ANCI Veneto per rispondere alle vostre domande più puntuali, più precise, magari anche più di breve respiro. E poi stiamo lavorando per costituire un gruppo di lavoro, un team di progetto che vi aiuti nel dispiegamento di questo progetto. Quindi grazie per essere qui, anche oggi siamo numerosi, il tempo sapete è sempre un'ora e poi le domande sono sempre tantissime, quindi veramente mi taccerei. Prima però di passare la parola ai colleghi del Dipartimento, ribadisco un aspetto che in questo caso ci tengo particolarmente a sottolineare. Tutti i bandi, ovviamente i 5 bandi che sono usciti sono importantissimi, su questo però c'è particolarmente attenzione perché il rapporto tra le risorse disponibili e eventualmente le domande non è così ampio, per cui c'è una questione di tempi. Prima il sistema Veneto, i singoli comuni di Veneto risponderanno a questa iniziativa, maggior certezza abbiamo di recuperare i fondi. Quindi anche da questo punto di vista poniamo particolare attenzione all'iniziativa 1.4.1 esperienza dei servizi pubblici. Grazie ancora per essere qui. Passerei, mi sembra, la parola direttamente a Tommaso. Sì, corretto, grazie mille Luca per l'introduzione. Io sono Tommaso Goisis del team di relazioni istituzionali del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e in primo luogo, come dire, ringrazio la Regione. Siamo al terzo appuntamento tecnico di approfondimento delle misure e degli avvisi, una collaborazione che non era scontata né dovuta, non era obbligatoria per legge, ma che, come dire, siamo sicuri che sia stata una scelta intelligente quella della Regione e soprattutto generosa nei confronti
dei comuni, di voi che state partecipando, per darvi insieme quanti più strumenti possibili per una efficace partecipazione agli avvisi. Chiedo cortesemente a Matteo se possiamo condividere lo schermo. Matteo Vabanesi è il nostro esperto e quindi è lui il protagonista della giornata. Esattamente questa slide vi mostra quelli che sono attualmente, sì, andiamo pure a quella, perfetto, grazie Matteo, quelli che sono attualmente gli avvisi pubblicati per i comuni. Non è una, diciamo, casualità che questi avvisi siano usciti tutti insieme, sappiamo che questo richiede un po' di sforzo in più da parte vostra, ma l'abbiamo fatta per consentirvi davvero una trasformazione digitale integrata di diversi aspetti di back-end, front-end, servizio cittadino, processi e infrastrutture, per davvero una trasformazione, come dire, olistica dei processi digitali che riguardano i vostri enti e in ultima analisi i cittadini. Vedete proprio qua rappresentati quegli avvisi che sono più vicini ai cittadini, e quindi abbiamo parlato già di PagoPA e Apio e di identità digitale nello scorso webinar. Oggi ci concentriamo sull'esperienza dei servizi pubblici e invece il primo appuntamento è stato dedicato alla migrazione al cloud. Dicevo, questi avvisi escono tutti insieme per fare in modo di facilitare il più possibile la vostra partecipazione, un'efficace partecipazione. Abbiamo introdotto due principali innovazioni di processo. La prima sono le soluzioni standard. Chi di voi ha già, come dire, cominciato a caricare le candidature ha visto che non vi è richiesto di progettare gli interventi, di scrivere chissà quali relazioni, ma semplicemente di scegliere tra delle possibilità precompilate che trovate, e questa semplificazione continua anche nella fase successiva di richiesta fondi, rendicontazione e ottenimento dei fondi. Non vi è per esempio richiesta una rendicontazione finanziaria delle singole spese che sostenete con il contributo del Dipartimento, quanto solo l'attestazione dei risultati ottenuti. Una volta attestati i risultati riceverete in un'unica soluzione tutti i fondi. Questa, diciamo, semplificazione delle soluzioni standard si accompagna poi alla piattaforma dove tutto questo processo avviene, padigitale 2026.gov.it, esatto, grazie Matteo, che è un luogo che vuole essere, diciamo, esemplificativo di quello che noi chiediamo agli enti. Il Dipartimento chiede agli enti di digitalizzarsi, di partecipare a questi avvisi, e diciamo siamo stati noi per primi a digitalizzarci al nostro interno e a proporre questa soluzione estremamente innovativa e che sta ricevendo per il momento ottimi riscontri, in cui voi comuni potete direttamente chiedere i fondi, ricevere il decreto di finanziamento, caricare i risultati e ricevere poi il finanziamento. Quindi è veramente un luogo unico in cui non solo, diciamo, vi è chiesto di compiere delle azioni, ma in cui avete anche la possibilità di chiedere a noi delle informazioni ricevendo risposte in tempi rapidi. Quindi l'invito è quello: oggi ovviamente potrete fare delle domande anche via chat sulla strategia, consigli generali, domande di interesse generali, e poi per le questioni puntuali vi invitiamo davvero a usare e, tra virgolette, sovraccaricare il nostro help desk, perché ha quella funzione e quindi come tale diciamo ci teniamo che sia usato. Ringrazio ancora la Regione, Luca Di Pietro, insomma, per il suo tramite tutto lo staff per questa collaborazione, diciamo, all'ultimo appuntamento tecnico. Poi sicuramente in qualche modo, in qualche forma, qualcos'altro faremo insieme. Entriamo nel vivo e lascio la parola al nostro esperto Matteo Vabanesi. Grazie. Grazie Tommaso, riprendo la condivisione, perdonate un attimo. Ok, dovremmo esserci. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, grazie per aver preso parte a questo appuntamento organizzato da Regione Veneto. Il PNRR, come sapete, ha l'obiettivo di trasformare in profondità la pubblica amministrazione italiana, grazie a una strategia di digitalizzazione a più livelli che rientra all'interno della missione 1, componente 1 del PNRR, ed è esattamente lì dove si colloca anche la misura 1.4.1, dedicata all'esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Partirei da una definizione. Per esperienza del cittadino nei servizi pubblici si intende la modalità con cui i cittadini
interagiscono e fruiscono con i siti istituzionali, quindi a carattere prevalentemente informativo, e i servizi, ovvero tutte le interazioni che i cittadini effettuano con la pubblica amministrazione quando devono richiedere una prestazione oppure quando devono effettuare un adempimento nei confronti della pubblica amministrazione. In Italia ci sono circa 22.000 pubbliche amministrazioni, eppure in un contesto di generale miglioramento della sensibilità verso il digitale, nell'ultimo anno siamo saliti di 5 posizioni per quello che riguarda l'indice DESI, ad esempio, e abbiamo migliorato la nostra performance anche per quello che riguarda l'utilizzo dei servizi pubblici digitali nelle government benchmark. Siamo al 21° posto oggi, eravamo al 24°. Ma nonostante questo generale miglioramento, l'esperienza del cittadino che si trova a che fare con la pubblica amministrazione risulta a volte frammentata e poco omogenea su tutto il territorio nazionale. In particolare per quello che riguarda il layout, ovvero la modalità visiva con cui vengono presentate le informazioni, e la stessa organizzazione delle informazioni, ovvero la struttura con cui le informazioni sono presentate al cittadino. La partita si complica poi notevolmente quando entriamo a parlare di servizi, perché in assenza di innanzitutto manca una tassonomia nazionale dei servizi, ma poi diciamo che riscontriamo dei diversi livelli di penetrazione dei servizi sul territorio nazionale, con un'alta diffusione dei servizi per le imprese, ad esempio il SUAP, e una minore penetrazione dei servizi che impattano direttamente la vita dei cittadini, ad esempio la richiesta degli assegni familiari, l'iscrizione al nido oppure il pagamento delle contravvenzioni. Ora, in questo contesto, l'obiettivo della misura 1.4.1 è di rendere le risorse digitali dei comuni il più possibili semplici, accessibili e inclusive, ovvero di renderle a misura di cittadino, garantendo a tutti una pari opportunità di accesso alle informazioni e servizi di qualità, e questo favorendo un'esperienza utente omogenea su tutto il territorio nazionale. Ora, Matteo, ma come fate? scusa se intervengo, però io vedo, no, adesso è tornata la condivisione, perché avevo visto che anche qualcuno aveva scritto in chat che non vedeva più le slide, e anche io non so se era un problema nostro, però adesso è tornata. Scusami se ti ho interrotto. Scusate, non vedevo la chat perché stavo vedendo esattamente. No, infatti per quello. Ma adesso si vedono. Grazie. Ok, benissimo, grazie. Dicevamo, come raggiungere questo obiettivo? Grazie alle risorse messe in campo dalla misura 1.4.1. In particolare grazie ai 400 milioni di euro che sono messi a disposizione con il pacchetto cittadino informato, ovvero con l'opzione di rifacimento e aggiornamento del proprio sito internet, oppure con il pacchetto cittadino attivo, ovvero grazie alle risorse che sono destinate alla digitalizzazione dei servizi pubblici. Il secondo pacchetto è opzionale, è collegato al primo. I due pacchetti sono intimamente collegati perché l'esperienza utente è un continuum, cioè parte dal sito dove ad esempio possiamo trovare delle schede informative e si completa poi con la fruizione finale di un servizio, e questo anche perché gli stessi indicatori di digitalizzazione europei valutano sia la componente sito che la componente servizi senza fare distinzione, e quindi come se fosse un unico pacchetto. Ora, le spese ammissibili per l'adesione alla misura 1.4.1, come vedete, sono tutte le attività da avviare o avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, che naturalmente devono rispettare quelli che sono i criteri di conformità previsti dall'allegato 2 dell'avviso della 1.4.1. Per quello che riguarda le tempistiche, una volta scelta la modalità di fornitura, l'ente ha 6-9 mesi dal decreto di finanziamento a seconda della grandezza del comune in base alla popolazione, e per quello che riguarda la conclusione dei lavori altrettanto si va da un minimo di 9 a un massimo di 12 mesi a seconda della grandezza dell'ente. L'avviso 1.4.1 rimarrà aperto, la finestra di questo avviso rimarrà aperta fino al 2 settembre prossimo. Ora, entriamo un po' più nel dettaglio. L'obiettivo della 1.4.1 di questi pacchetti è quello di migliorare l'esperienza online dei cittadini e i loro rapporti con l'ente comunale.
Nel dettaglio, il pacchetto cittadino informato richiede l'adesione al modello di sito messo gratuitamente a disposizione da Designer Italia. Un modello che è costruito in base ai principi dello user-centered design, ovvero della ricerca con gli utenti sul territorio, che rispetta la normativa italiana e europea, ad esempio quella sull'accessibilità, e che offre una struttura dei contenuti che è costruita sulla base delle evidenze ricavate dalla fase di ricerca. Il pacchetto cittadino attivo, il secondo pacchetto opzionale, è quello che prevede l'adesione ai modelli di flussi di servizio promossi da Designer Italia. Sono dei modelli anche questi che sono stati costruiti in base ai parametri di digitalizzazione europea e tutte le risorse operative verranno messe a disposizione degli enti sul sito di Designer Italia e saranno progressivamente rese disponibili entro luglio 2022 e aggiornate nel tempo. Le risorse messe a disposizione offrono dei chiari vantaggi. In particolare, questi sono i principali. Offrono naturalmente la possibilità di avere un risparmio sia in termini di tempi sia in termini di costi, perché sono delle risorse che sono già pronte e sono disponibili gratuitamente per i fornitori e per gli enti che intendono fare domanda della misura. Sono semplici in quanto sono semplici da utilizzare per gli enti, ma sono anche semplici da utilizzare per i cittadini, in quanto frutto di un processo pluriennale di ricerca costruito a partire dalla base dei bisogni degli utenti e, come avevamo accennato prima, terzo punto, garantiscono l'aderenza alla normativa sia nazionale che europea, in particolare le norme sull'accessibilità e le linee guida di design per i siti e servizi della pubblica amministrazione. Ora, andando ancora, giusto per avere un esempio di cosa significa avere un'esperienza di uso coerente e consistente su tutto il territorio nazionale, qui potete vedere degli esempi di quello che è il modello di sito di Design in Italia. Ad esempio, come vedete, è un modello che permette di visitare le sezioni del sito, naturalmente, sia da desktop che da mobile. È costruita naturalmente mobile first, in linea con tutti i principali trend di design e anche con quanto previsto dalla normativa, dal CAD al piano triennale. Ti permette di consultare tutta la parte informativa della scheda di servizio e di concludere il processo con la presentazione di richieste di ammissione, certificati, bonus fino al pagamento, tutto direttamente online. Ora, entrando un po' più nel dettaglio delle risorse operative che vengono messe a disposizione da Design Italia, sul sito di Design Italia, nella sezione modelli, per quello che riguarda il sito, voi potrete trovare tutta la documentazione di supporto in cui viene spiegato come utilizzare, come utilizzare le risorse di Design Italia, il documento dell'informazione e delle tipologie di contenuto per spiegare come è organizzata la struttura del sito, uno strumento per l'analisi dei contenuti del sito istituzionale dei comuni, quello attuale, una guida per migrare i contenuti al nuovo modello, un documento dove sono presenti i flussi di interazione dei servizi, tutti i prototipi di sito web e gli esempi dei servizi per vedere nel dettaglio come sono costruite le pagine del sito, template HTML già pronti di sito e servizi, più una libreria di componenti grafici, il nostro design system, grazie alla quale è possibile diciamo, implementare correttamente tutte le risorse del modello. Per quello che riguarda invece i servizi, per i servizi, come vedete, abbiamo realizzato 5 tipologie di flusso di servizio, anche queste sulla base di un'intensa attività di ricerca su tutto il territorio nazionale. In particolare, le 5 tipologie di flussi individuati sono permessi e documenti, domande con graduatoria, servizi a pagamento, vantaggi economici e pagamenti dovuti. Grazie a queste 5 tipologie di flusso è possibile digitalizzare dei servizi all'interno di una lista di 26 servizi che rientrano nel perimetro della misura 1.4.1. E in particolare stiamo parlando ad esempio di questa lista di servizi, dove vedete per esempio, leggo così a macchia di leopardo, possiamo trovare nella tipologia
permessi di documenti, il parcheggio per i residenti, la richiesta di passo carrabile, l'accesso agli atti, il vantaggio economico, un assegno di maternità, piuttosto che la richiesta di contributi economici oppure di bonus come quelli che sono stati legati ad esempio al Covid. Nei pagamenti dovuti c'è la possibilità delle contravvenzioni, del pagare il canone idrico, la cosa, i servizi a pagamento, il trasporto scolastico, la mensa scolastica, eccetera. Le domande con graduatorie invece, ad esempio, come l'iscrizione alla scuola d'infanzia oppure all'asilo nido. Ora, questa lista di 26 servizi è una lista di servizi che corrisponde a quello che viene definito nella documentazione europea life moment, momenti di vita del cittadino. In particolare rispondono a questi 6 aspetti della vita: avere una famiglia, possedere o guidare un'auto, lavoro e carriera, attività produttive, trasferirsi e procedure di tipo giuridico. Questo è per quello che riguarda il perimetro della misura 1.4.1. In realtà queste tipologie di flusso sono costruite in maniera modulare, per cui grazie a questi moduli è possibile utilizzare i moduli per digitalizzare un'ampia platea di servizi che va anche al di là dei 26 presenti in questa lista. Cosa vuol dire essere costruiti in maniera modulare? Significa aver individuato per i servizi una serie di step, di passaggi che sono grosso modo standard e sono applicabili a un'ampia platea di servizi. Ad esempio, trovare l'informazione, loggarsi, inserire dei propri dati, eccetera, eccetera, fino eventualmente al pagamento, all'ottenimento di una ricevuta. Questi moduli sono a disposizione sul sito di Design in Italia, sono disponibili all'interno del Design System e grazie a questi moduli eventualmente si può andare anche oltre la digitalizzazione di questa lista dei 26 servizi. Ora, ma abbiamo parlato di risorse operative, ma naturalmente la misura, diciamo, si completa o perlomeno si sostanzia, se volete, dalle risorse economiche che sono a disposizione degli enti, delle amministrazioni comunali. Come vedete nella tabella riassuntiva è stata fatta una distinzione anche qua sulle fasce, partendo dai comuni sotto i 5.000 abitanti fino ad arrivare ai comuni sopra i 250.000 abitanti. Per quello che riguarda il sito web, gli importi del finanziamento partono dai 29.000 euro messi a disposizione per rifare il sito per i comuni sotto i 5.000 abitanti fino agli oltre 500.000 euro per i comuni più grandi. Mentre per quello che riguarda i servizi, oltre a questa distinzione sulla base diciamo delle fasce, della grandezza della popolazione, è stato introdotto anche un limite massimo di servizi che possono essere di servizi per i quali è possibile chiedere le risorse all'interno della 1.4.1. Così per un comune sotto i 5.000 abitanti, per ogni servizio per la richiesta di ogni servizio da digitalizzare, fino a un massimo di 4 servizi, è possibile richiedere oltre 12.700 euro, fino ad arrivare al caso delle città più grandi, sopra i 250.000 abitanti, dove invece per ogni singolo servizio è possibile richiedere una cifra di oltre 77.000 euro. Ora, negli incontri precedenti erano state raccolte alcune domande che abbiamo provato un po' a riassumere e sintetizzare all'interno di queste slide. La prima domanda che era emersa era sulla possibilità di finanziare il sito anche in caso di miglioramento dello stesso per raggiungere la compliance prevista ai requisiti del bando. Ora, la misura 1.4.1 prevede l'adesione al modello, come dicevamo, di sito promosso da Designer Italia e prevede una serie di requisiti di conformità che sono presenti nell'allegato 2 del bando. Ad oggi molto probabilmente, siccome il modello è stato aggiornato di recente e verrà presto messo a disposizione, non ci sono siti istituzionali già compliant, quindi è possibile prevedere che anche il miglioramento del sito possa essere finanziato. Però è una domanda amministrativa per la quale invito come dire, a indirizzare la domanda direttamente all'help desk su PA Digitale 2026 per avere una risposta anche di taglio amministrativo. Seconda domanda, rispetto alla misura 1.4.1, è pensabile che venga implementata la lista dei servizi digitali presenti nel bando con attività più trasversali?
richiesta utilizzo spazi comunali, richiesta di patrocinio. Allora, anche qua, come dicevamo, la 1.4.1 prevede una lista di 26 servizi e i servizi da digitalizzare a seconda dell'ampiezza del comune, fino a un limite massimo di tot, devono essere scelti all'interno di questa lista. Nulla vieta però, data la particolare struttura dei costi standard del lump sum, che gli enti facciano economie di scala e digitalizzano più servizi, grazie appunto al fatto che il design system e le risorse sono modulari e permettono di essere applicate anche a una pluralità, a una più ampia platea di servizi. Per quello che riguarda però il raggiungimento degli obiettivi della 1.4.1, dovranno essere digitalizzati i servizi presenti all'interno della lista dei 26 e poi, se se ne faranno eventuali altri, naturalmente è a discrezione del comune. Terza domanda, bando 1.4.1. Quali sono le tecnologie con cui realizzare siti web, WordPress, Drupal o altri CMS? Allora, e la seconda domanda collegata è se l'app del comune può essere un servizio / spesa coerente con il bando. Ora, le risorse messe a disposizione della 1.4.1 sono pensate per essere agnostiche rispetto alle soluzioni tecnologiche scelte dagli enti per implementare il modello. Mi spiego, mettiamo a disposizione dei data HTML che sono adattabili su una vasta platea di CMS, Content Management System, sistemi per gestione delle informazioni. Allo stesso tempo, però, per favorire l'adesione alla misura, stiamo realizzando 2 temi, uno per WordPress e uno per Drupal, che saranno messi a disposizione gratuitamente dagli enti e che serviranno per gestire tutta la parte informativa del sito istituzionale. Ora, sono temi a disposizione, non c'è nessun obbligo naturalmente, un comune ha libertà di scelta, ripeto, c'è il fatto di essere agnostici rispetto all'offerta tecnologica, però sono risorse in più che gli enti possono comunque utilizzare, sono a disposizione. Per quello che riguarda invece le app sono al di fuori del perimetro della misura 1.4.1 che si concentra su siti e servizi digitali. Naturalmente, come dicevamo, grazie alla struttura del finanziamento, viene lasciata un po' anche libertà ai comuni, eventualmente nel caso ci fossero delle risorse in più, di gestirle nella maniera più opportuna, sempre naturalmente all'interno dell'alveo di quella che sono attività inerenti alla digitalizzazione, naturalmente. Passiamo alla slide successiva. Ancora queste 3 domande. La prima era: se io cedo i fondi della misura 1.4.1, posso farlo per altri servizi diversi da quelli già attivati con il finanziamento POR-FES, eccetera, eccetera, oppure no? La risposta a questa domanda è: nel momento in cui io scelgo i servizi, se io scelgo dei servizi che non sono già stati finanziati, naturalmente ho possibilità di aderire alla 1.4.1. L'obiettivo della 1.4.1 è evitare il double funding, oppure evitare che vengano finanziate 2 volte lo stesso tipo di digitalizzazione dei servizi. Poi, passando a quella successiva, per l'avviso 1.4.1 l'importo sembra importante. Qual è la valutazione che ha portato a questi importi? Ora, la valutazione è stata fatta una stima delle attività necessarie per implementare la soluzione, una stima che ha preso in causa anche ad esempio una quota costo per la formazione degli operatori che dovranno utilizzare queste risorse, e su questa stima poi è stata aggiunta anche una valutazione delle soluzioni esistenti sul mercato, e poi si è giunti alla definizione di una media a seconda della grandezza del comune in termini di popolazione. Ultima domanda, per quello che riguarda la 1.4.1, i comuni che usano MyPortal possono fare domanda. Allora, naturalmente, per quello che riguarda, come abbiamo detto, il raggiungimento degli obiettivi della conformità della 1.4.1 è indipendente sia dalle scelte tecnologiche, sia dalle soluzioni messe in campo, sia dalla scelta dei fornitori. Per cui, per quello che riguarda il sito istituzionale, l'importante è che il comune, che è soggetto attuatore, aderisca al modello e soddisfi i requisiti di conformità che sono presenti all'interno dell'allegato 2 del bando della 1.4.1.
Detto questo, mi fermo e passo la parola a Marco Rimoldi, al mio collega Marco Rimoldi, che come sapete è l'area manager per la Regione Veneto. Grazie. Grazie Matteo, che già anche durante la presentazione ha affrontato insomma, un po' delle domande che erano arrivate la volta scorsa, e quindi diciamo abbiamo già fatto un passaggio poi ulteriore nel dettaglio di alcune risposte. Io ne approfitto per ridire, come diceva Luca De Pietro, per la terza volta, ma solo perché la maggior parte dei comuni saranno gli stessi, ma solo per sicurezza. Appunto, io sono Marco Rimoldi, sono l'area manager Nord-Est, quindi adesso rimetterò in chat il mio indirizzo mail, in modo che, come abbiamo detto, poi qualora nel webinar non riuscissimo a chiudere alcuni argomenti di orientamento, fate pure riferimento alla mia mail. Ricordiamo, come ho detto prima, più le domande sono amministrative, più il consiglio nella fase iniziale è quello di passare, oltre che da me, da ovviamente il nostro help desk che trovate nella sezione dedicata, perché poi dà risposte puntuali e formali. Partirei un po' dalle domande che ci divideremo con il buon Antonino, così cambiamo anche il tono di voce, teniamo un po' più attivo l'audio e quindi da questo punto di vista ci giochiamo ormai questo ruolo di palleggio. Allora, parto io. Allora, qua ritorno su una domanda che in parte hai già detto, ma comunque ci ritornerei, Matteo. Si può accedere al pacchetto cittadino attivo anche per ridisegnare servizi che sono già online prima del 1° febbraio 2020? Vuoi rispondere tu? Vado io? Scusate, avevo un problema con l'attivazione. E come dicevamo, puoi ripetere la domanda per favore, Marco? Ho perso l'audio. Sì, certo, se si può utilizzare, se si può accedere al pacchetto cittadino, quindi aderire all'avviso, per ridisegnare servizi che sono già online prima del febbraio 2020. Allora, naturalmente è possibile accedere alle risorse nel momento in cui si aderisce al modello di servizio promosso da Designer Italia e si rispettano i requisiti di conformità previsti sui servizi. Bisogna naturalmente fare attenzione a tutte le situazioni possibili di double funding, e nell'avviso viene specificato la tipologia di risorse che possono essere utilizzate e che non sono in concorrenza con le risorse della misura 1.4.1. Per cui una volta rispettati questi requisiti non c'è problema ad accedere a quello che è la misura 1.4.1. Sei muto, Antonino, non ti sentiamo. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora vado io, Marco. Vai. Con la prossima domanda. La prossima domanda riguarda MyPortal 3 e la richiesta è: MyPortal 3.0 e servizi LED rispetteranno le linee di Design Italia di cui sta parlando Matteo Vabanesi? Mi faccio la domanda e mi do la risposta, Marco, visto che riguarda un nostro servizio erogato da Regione Veneto. La risposta è sì. Adegueremo il nostro sito e i servizi, quindi rispetteranno le linee guida di Designer Italia. Sì, a questo aggiungo, Antonino, con quel discorso, ma solo per sicurezza complessiva, che poi segue la logica normale di tutti gli avvisi, no? Che quindi soggetto attuatore è il comune richiede finanziamento, il finanziamento arriva al comune, il comune nel rispetto delle procedure, come abbiamo sempre detto, dei codici degli appalti, poi sceglierà e evidentemente si muoverà di conseguenza su questa cosa. Un'altra domanda è, vabbè, abbiamo già abbastanza risposta: chi ha già avviato in tempi recenti qualcuno di questi servizi, esempio iscrizione, trasporto scolastico, può inserire domanda per quelli già digitalizzati, no? Quindi sostanzialmente credo che valga un po' quello che ha detto già prima Matteo. Allora, dal punto di vista oggi della fotografia che noi abbiamo ad oggi, come ha detto prima in modo molto chiaro Matteo, sostanzialmente i nuovi requisiti di Design Italia vanno a portare uno step ulteriore di richieste e di modifiche di alcune cose. Quindi sostanzialmente, se noi dovessimo fare oggi la fotografia di quello che abbiamo esistente sul mercato, non solo veneto italiano, ma non abbiamo nessun sito o servizio che sono al 100% rispondenti a quelli che saranno i nuovi requisiti di Design Italia. E quindi, nel rispetto di tutte le cose dette, certo, nel senso che
comunque quello che verrà chiesto e che viene chiesto è di fare un ulteriore step di adeguamento del sito piuttosto che integrazione di servizi. Correggimi, Matteo, se ho detto qualche imprecisione. Ok. Mi sembra di no, quindi vado con la successiva. Sì. Per poter accedere ai finanziamenti per i servizi, è vincolante avere prima il sito compatibile con la lista dei criteri di conformità? Rispondo io a questa, Marco, se posso. Sì, assolutamente, perché esiste un vincolo tra i due pacchetti, cittadino informato e cittadino attivo, per cui è necessario prima matchare i criteri di un pacchetto per poi fare anche gli altri. Okay. La prossima la giro sicuramente a te, Matteo, perché su questa sarai in difficoltà. Quanto detto vale anche per le istituzioni scolastiche? Grazie per la domanda. Allora, la misura 1.4.1, abbiamo parlato principalmente di amministrazioni comunali, visto la platea naturalmente di partecipanti a questo webinar, ma la misura come target prevede anche le scuole secondarie di primo e secondo grado, e si sta facendo una valutazione per inserire anche le scuole primarie, e quindi quanto viene detto si applica anche alle scuole, con una differenza però sostanziale. Le scuole hanno la possibilità di accedere a risorse per il rifacimento, l'aggiornamento del sito istituzionale della scuola e non della partita servizi, per cui esiste solamente il pacchetto cittadino informato, per tradurlo nei termini dell'avviso dedicato ai comuni. Per quello che riguarda i criteri di conformità sui siti scolastici, sono naturalmente diversi rispetto a quelli dei comuni, anche se per alcuni elementi sono simili, ad esempio la sicurezza, l'utilizzo del HTTPS piuttosto che la rispondenza a tutti i requisiti dell'accessibilità, però sono semplificati perché naturalmente semplificata è la platea di utilizzatori del modello istituzionale per le scuole. Per cui la risposta è sì, la 1.4.1 prevede anche le scuole e c'è un avviso dedicato che chiuderà il 24 giugno il primo avviso per le scuole. La stessa cosa, poi ti ripasso la parola Antonino, la stessa collega ha fatto un'ulteriore domanda dando un suggerimento, anzi ringraziamo se saranno previsti dei webinar anche dedicati alle scuole, lo apprendiamo il suggerimento, abbiamo anche dei colleghi che verificheranno internamente. In questo momento la situazione è in una fase diversa, nel senso che si sta lavorando a stretto contatto con il Ministero dell'Istruzione, quindi condivideremo con loro qual è il modo migliore per procedere, però sicuramente lo spunto è molto interessante, grazie, anche vista a forte partecipazione come abbiamo visto in questi webinar, e quindi faremo sapere tramite i colleghi e il Ministero i prossimi passi, quali potranno essere. Confermo, Marco, c'è stata un'attività di comunicazione sinergica con il Ministero dell'Istruzione che ha coinvolto ad esempio l'invio di una circolare e l'organizzazione di una giornata, meglio di un incontro pomeridiano aperto a tutte le scuole che abbiamo tenuto una decina di giorni fa, adesso non ricordo con esattezza la data, per cui ovviamente le operazioni sono in campo e ben vengano suggerimenti in questo senso. Continuo io. Allora, un ente che ha già aderito a MyPortal 3.0 della Regione Veneto può accedere a questo bando e con che modalità? Do sempre io la risposta, se siete d'accordo, visto che riguarda un servizio della Regione Veneto. Poi magari Matteo aggiunge quello che ritiene più opportuno. Allora, naturalmente sì, Regione Veneto mette a disposizione il proprio sistema attualmente a circa 170 amministrazioni del Veneto. Come dicevo prima, verrà adeguato alle normative e quindi un ente può far domanda di accedere al finanziamento avendo a disposizione l'infrastruttura della Regione Veneto aggiornata. Ne approfitto per dire che le attività che vengono proposte nel momento in cui si sviluppa un nuovo sito e ancora di più si mettono a disposizione nuovi servizi sono solo parzialmente relativi alla tecnologia utilizzata. Ci sono molte altre attività organizzative, di comunicazione che
devono essere in qualche modo soddisfatte da un investimento che vada in questa direzione. Quindi la risposta alla domanda è sì, si può fare domanda al bando anche attraverso la soluzione della Regione del Veneto. Non so se Matteo volevi aggiungere qualcosa. No, assolutamente, grazie Antonio. Ribadisco quanto già detto, i comuni sono i soggetti attuatori e la scelta da un punto di vista tecnologico, di supporto, di fornitura è in capo loro, per cui ben venga una risorsa come MyPortal aderente a quelli che sono i criteri dell'allegato 2 della 1.4.1, per cui sicuramente una risorsa in più in campo e i comuni a questo punto di vista hanno libertà di scelta. La prossima, chiedo sempre aiuto da regia, Matteo, è: per il sito è obbligatorio adottare la libreria Bootstrap Italia o si può averne una propria ispirata agli stessi principi guida? Allora, i criteri dell'allegato 2 prevedono l'utilizzo della libreria di Bootstrap Italia, per cui in effetti viene previsto come criterio di conformità. La libreria è a disposizione naturalmente in maniera gratuita ed è disponibile a partire dal sito Design in Italia. Okay. Sei in muto, Antonino? Scusami Matteo, siccome la domanda è stata vincolata dal nostro interno, quindi se ho ben capito anche un'altra libreria costruita però ispirata agli stessi principi non è ammessa, dobbiamo proprio utilizzare Bootstrap Italia. Allora Antonino, su questo mi fai una domanda che entra molto nel tecnico e dovrei chiedere veramente il supporto tecnico all'interno del mio gruppo di lavoro. Quello che non so rispondere se eventuali fork sono considerati alla stregua di Bootstrap Italia. Quello però che posso dire è che il design system, in particolare Bootstrap Italia, è stato aggiornato di recente ed è passato alla versione 2.0 con aggiornamenti importanti per quello che riguarda l'accessibilità dei componenti. Poi sappiamo che l'accessibilità è un tema molto più ampio, però l'accessibilità dei componenti è stata oggetto di revisione e di aggiornamento, per cui è chiaro che avere quella libreria e utilizzare quella libreria oggi garantisce una più stretta aderenza ai vincoli normativi. Il nostro suggerimento è di utilizzarla. Per risponderti però se può essere possibile utilizzare un fork, mi prendo la domanda, faccio delle verifiche interne. Grazie Marco. Tanto conosco chi ha fatto la domanda, quindi adesso ho visto, quindi poi avrò modo di chiudere il cerchio, anzi, anche con la seconda domanda, che a questo punto leggo io, sempre la stessa persona, è: l'architettura dell'informazione specificata nell'Excel di Designer Italia, con che grado va adottata? Quindi credo che sia... Allora, anche in questo caso il livello di adozione dell'architettura dell'informazione è previsto all'interno dei criteri di conformità dell'allegato 2. Ora non ricordo tutti i criteri naturalmente a memoria, ma quello che posso dire ad esempio è che per le 4 voci di primo livello viene richiesta l'obbligatorietà dell'utilizzo di quelle 4 voci in quell'ordine previsto dal file di architettura dell'informazione. Ci sono poi dei vincoli che riguardano poi i secondo livelli, ma soprattutto l'utilizzo di vocabolari controllati e di tassonomie controllate. Questo perché? Perché oggi il modello, passatemi il termine, è un'isola. Il nostro obiettivo è quello di favorire non solo l'interoperabilità fra software, ma anche l'interoperabilità semantica. E quindi è chiaro che avere una base di tassonomie e di vocabolari controllati che reggono la struttura informativa del sito permetterà domani di lavorare anche a livello semantico, e quindi per questo abbiamo introdotto dei vincoli abbastanza chiari e, se volete, anche un pochino stringenti su quello che è l'allegato 2 della 1.4.1. Bene, grazie Matteo. Altra domanda: se un servizio della lista è già stato precedentemente digitalizzato ma non prevede ancora tutto quanto previsto per essere compliant con i requisiti, ad esempio comunicazione via io, immagino che sia PIO, dell'avvio del procedimento, può essere oggetto del finanziamento? No, grazie per la domanda, perché secondo me questa domanda in realtà
necessita di una premessa per fare chiarezza. La 1.4.1 finanzia il front-end e l'integrazione eventuale con il back-end dei software gestionali degli enti. Ok? Si arriva a questo livello, a livello, se volete, di API. Non si va oltre, ovvero l'integrazione con l'APIO piuttosto che con SPID e con il sistema PagoPA è oggetto di misure specifiche, tra l'altro sono già aperte, e non rientra all'interno della 1.4.1. Questo perché? Perché il PNRR prevede come impostazione il divieto di double funding. Se noi finanziassimo anche quelle integrazioni, saremmo in double funding con le altre misure. Per cui attenzione, la 1.4.1 finanzia tutto quello che è front-end, ovvero tutto quello che ha contatto con il cittadino. È prevista naturalmente la possibilità di integrare i servizi con il back-end, anche se anche questo viene lasciato agli enti. Non sono previsti risorse specifiche per integrazioni con SPID, PagoPA, piuttosto che con l'APIO, perché sono oggetto di altre misure. Ok, un'altra domanda che si collega sempre all'integrazione tra i vari avvisi. Se un comune partecipa sia all'avviso migrazione cloud 1.2 che al pacchetto cittadino attivo, che correlazione c'è, parentesi, vincolo, tra i servizi o applicazioni selezionati nella migrazione cloud rispetto ai servizi digitali al cittadino? Nello specifico, si possono selezionare in quest'ultimo, quello al cittadino, quindi servizi che sono rimasti su applicazioni on-prem e quindi non migrate al cloud? Anche qui grazie per la domanda, perché le misure sono previste. Prima abbiamo parlato appunto di APIO, SPID, eccetera. In realtà non abbiamo parlato di cloud, ma vale lo stesso principio. Le misure sono state organizzate per agire di concerto, per cui naturalmente sarebbe auspicabile che un ente facesse domanda per più misure contemporaneamente, perché così con il pacchetto completo lo step di digitalizzazione sarebbe naturalmente più completo. Per quello che riguarda la correlazione tra la 1.2 cloud e la 1.4.1, abbiamo fatto un lavoro sui servizi e in particolare vedrete che le categorie di servizio con cui sono presentati la lista di servizi della 1.4.1 e di cloud sulla piattaforma PA Digitale sono le stesse, proprio per favorire gli enti e far capire che c'è una specularità tra una categoria di servizi, tra le categorie di servizi delle due misure. Detto questo, l'elenco di servizi di cloud e l'elenco dei servizi della 1.4.1 non sono esattamente speculari, ci sono delle sovrapposizioni. Ora, onestamente, non ricordo quale, dovrei andare a vederlo. Se volete in un secondo momento possiamo fare questo check, però sono previste alcuni, come dire, allineamenti anche a livello di singolo servizio. Per quello che riguarda la migrazione in cloud, naturalmente il cloud, ma l'avrete già sicuramente visto con il collega Luciano Castro in modo ampio ed esaustivo, finanzia tutta la parte infrastrutturale, per cui tutta la migrazione e tutta l'infrastruttura cloud è sulla 1.2, il front-end e l'eventuale integrazione con il back-end dei software applicativi è sulla 1.4.1. Detto questo, aggiungo solo, se posso appunto magari con il collega che ha posto questa domanda, siccome come diceva Matteo, per noi non solo è auspicabile, no, ma è anche importante che si riesca a fare sia la parte di migrazione in cloud di servizi digitali, sia questa parte qua, di sentirci o direttamente con me o con il supporto anche lato Veneto per fare in modo insomma che quell'ente possa raggiungere entrambi gli obiettivi, no? E che quindi quel tema sia risolto in un altro modo. Poi se ci sono cose ostative lo capiremo, però approfondiamolo insieme insomma. Non ti sentiamo Antonino? C'è il tuo collega che ti mette mute di nascosto. Qualcuno. Perdonate, no, è che la cosa peggiore è che lo faccio io. I siti e i servizi devono essere localizzati presso un fornitore con IaaS o PaaS certificati. Chiedo scusa, ma questa è una domanda molto tecnica e soprattutto rientra all'interno della 1.2, non della 1.4.1. Si parla di infrastrutture cloud qui, per cui perdonate, è out of scope, fuori perimetro rispetto alla 1.4.1. Vabbè, ce la segniamo e tra quelle che poi andiamo a prenderci.
Ok. Vado quella dopo allora. Buongiorno, relativamente al pacchetto cittadino attivo, esiste la possibilità di cambiare la tipologia di flusso indicato nell'allegato 2? Nella fattispecie, il servizio numero 18, servizio per fruire i corsi di formazione, viene indicato con la tipologia di flusso servizio a pagamento. Il nostro ente eroga tale servizio ma in forma gratuita. Si chiede se è possibile associare a tale servizio la tipologia domande con graduatoria. Ma come dicevamo prima, i servizi sono costruiti in ottica modulare, gli archetipi o le tipologie di flusso che abbiamo individuato sono delle guide che dovrebbero aiutare gli enti nel seguire dei flussi di servizio il più possibile coerenti e rispondenti a quelli che sono i principali parametri di digitalizzazione europea. Nello specifico, questa modularità fa sì che gli enti possano avere anche flessibilità. L'importante è rispondere a quelli che sono gli obiettivi di conformità previsti per i servizi e per il pacchetto cittadino attivo nell'allegato 2 della misura 1.4.1. Bene, la successiva. Sono finanziabili le applicazioni previste nell'ambito del progetto My City, My Data? Giusto per darti un'indicazione in più, My City e My Data sono due progetti finanziati da Regione Veneto per i quali gli enti hanno già ricevuto un finanziamento, quindi mi sa che la domanda ha una risposta che è già stata data, cioè non si possono finanziare attività che sono già state finanziate con bandi precedenti. Corretto, Matteo? Confermo, Antonino. Detto questo, vale un po' quello che dicevamo sulla realizzazione delle app. Le app sono out of scope rispetto alla misura. La misura è siti istituzionali e servizi servizi pubblici digitali, per cui in questo caso confermo le tue parole. Sì, scusami, faccio solo un ulteriore elemento, Matteo. Se poi gli enti volessero prendere un'applicazione prevista, uno dei servizi previsti in My City e My Data, e volessero finanziarla all'interno del bando perché non erano tra quegli enti che hanno ricevuto il finanziamento, naturalmente questo è ammesso. Ecco, volevo solo specificare questo tema. Vado avanti perché vedo tantissime domande, quindi grande interesse, che è una cosa positiva. Allora, se il sito è stato creato con i criteri di conformità AGI di alcuni anni fa, è possibile usufruire del fondo per adeguare il sito ai criteri aggiornati ad oggi? Credo che l'abbiamo già detto prima, sostanzialmente oggi non abbiamo siti che riteniamo essere compliant, quindi nel rispetto e dopo il finanziamento solite logiche, però se c'è la parte di aggiornamento sì, si può andare. I criteri di sostenibilità di NHS sono vincolanti? Credo di sì, Matteo, però aiutami se hai qualche dettaglio in più, nel senso che la logica di NHS è una logica intrinseca nel PNRR e di tutti gli elementi, di tutti i fornitori, perché proprio nella Next Generation EU è uno degli elementi centrali anche rispetto dell'ambiente, quindi di deduzione vado di sì, però... Hai già detto tutto tu perfettamente, è una certificazione che è trasversale a tutto il PNRR e riguarda gli obiettivi di sostenibilità, l'Agenda Europea 2030 in particolare, per cui assolutamente vale per questa misura come per tutte le altre. Okay. Vado alla successiva. Allora, ho proposto al servizio edilizia l'attivazione del servizio passo carrabile. Dal servizio edilizia mi dicono però che la richiesta di passo carabile nei comuni è veicolata tramite sue imprese in un giorno. Analogamente ho proposto al servizio personale l'attivazione del servizio a presentare domanda di partecipazione ad un concorso pubblico. Da servizio personale mi dicono che però in base al recente DL 36/2022 gli enti locali da novembre dovranno utilizzare il sito InPA. Non escludo che ci siano altre sovrapposizioni con portali nazionali esistenti o in via di attivazione. In questi casi che si fa? Allora, innanzitutto grazie per le segnalazioni e nel caso ci fossero segnalazioni di questo tipo invitiamo a farcele pervenire, di modo che anche noi possiamo verificare
la correttezza di quanto abbiamo proposto, e nel caso specifico mi prendo le segnalazioni e faccio una verifica interna da un punto di vista tecnico e amministrativo e poi vi restituisco la risposta. Ok. Buongiorno, è possibile accedere anche per il rifacimento di siti tematici informativi al di là del sito istituzionale del comune, secondo il modello? Allora, la misura è dedicata al sito istituzionale del comune e non tanto ai siti tematici collegati. Naturalmente però l'invito è, data la bontà delle risorse messe gratuitamente a disposizione da Design Italia, ad esempio il Design System, è utilizzarle il più possibile. Per quello che riguarda la misura, però, la misura si limita, passatemi il termine, al perimetro del sito istituzionale. Okay. Nelle procedure è ammissibile la convenzione con altri enti pubblici in maniera gratuita o onerosa che sia? Vado io? Ok, allora qua che è una domanda che torna ricorrente, no? E poi abbastanza trasversale a tutti gli avvisi, quindi valgono un po' le cose che abbiamo sempre cercato di trasferire e di ripassato sostanzialmente. Uno, allora, doppio finanziamento non può esistere, quindi se un'attività al di là dell'avviso è già stata fatta e finanziata da fondi che non sono propri del comune, non può essere risottoposta la domanda per avere un finanziamento per rifare esattamente la stessa cosa. Se parliamo invece di cose differenti, a questo punto è il comune che è il soggetto attuatore, come siamo detti, è il comune che richiede finanziamento con il suo rappresentante legale, è il comune che riceverà, una volta fatte tutte le procedure, il finanziamento, ed è il comune che all'interno della gestione da un lato gestione degli appalti e dall'altro gestione di quella che è la contabilità, andrà a decidere quale sarà il suo fornitore, come potrà essere alla fine, diciamo, l'accordo che c'è tra il fornitore, che sia Consip, che sia convenzione, che sia qualsiasi cosa possibile, quindi affidamento diretto, MEPA, piuttosto che accordi quadro. Quindi la logica di massima è sempre quella, no, dal punto di vista. Quindi c'è una parte dove il PNR arriva, c'è una parte dove poi si entra nella gestione di cose che il PNR non sta cambiando. Il PNR non cambia la logica degli appalti, il PNR non cambia la logica della contabilità del comune qualora io ti ho dato un finanziamento e quel finanziamento tu non l'hai speso tutto per fare quel servizio. Quindi capisco che è una cosa in taluni casi molto innovativa e diversa, quindi a un certo punto agevolato e cascatenato tante domande, però la risposta spero ogni giorno un po' più chiara è sempre quella, no? Perché poi ogni singola situazione, ogni singolo comune è chiaramente diverso dagli altri, poi quando abbiamo le unioni dei comuni è ancora diverso, quando abbiamo regioni con cui ci sono accordi è diverso, quando ci sono le NAUS a seconda di chi sono partecipate, quindi se socio unico la regione o i comuni sono soci è diverso, quindi sono situazioni molto diverse, quindi non è non voler dare una risposta, ma veramente il principio e le fondamenta sono quelle che ho detto prima. Poi in ogni singola situazione bisogna entrare e bisogna guardarla se ci sono dubbi. Vado alla successiva, che o voi Marco, visto che è una domanda di carattere amministrativo, vuoi continuare tu? Buongiorno, i canoni di mantenimento e assistenza possono essere inclusi nel bando PNRR 141, almeno nel periodo di durata del bando? Allora, qua diciamo dal punto di vista, allora noi abbiamo fatto nell'1.2, no, che è quello del cloud, come sapete abbiamo previsto che ci fosse già direttamente all'interno di quello che è il finanziamento richiesto, la copertura anche del primo anno di canone del quanto riguarda cloud, e quindi è stato previsto in modo specifico. Qua rientriamo in una logica generale che è quella del PNRR, che sostanzialmente va a finanziare investimenti, non genericamente spese correnti tendenzialmente, e quindi dal punto di vista del finanziamento quella è la logica di massima. Poi ricordo come funziona la rendicontazione. La rendicontazione è una rendicontazione semplificata in cui il gruppo, quindi di cui noi facciamo parte, il mondo PNRR, andrà a verificare, una volta che il comune ha dichiarato di aver raggiunto l'obiettivo, che quell'obiettivo sia stato raggiunto. Non andrà a chiedere la contabilità specifica di
delle fatture che hanno portato a quella spesa particolare. Quindi quello è un po' il percorso che facciamo. Quindi PNRR finanzia in conto capitale, non spese correnti. All'interno di alcuni avvisi abbiamo già previsto anche la parte invece di copertura il primo anno di cloud. Questa a mio avviso è la lettura che va data. Poi non so se Matteo hai cose diverse rispetto a quello che ho detto, però così lo... No, confermo, l'hai detto molto bene e molto chiaramente, il PNRR finanzia spese di tipo infrastrutturale e non spesa corrente, per cui tutto quello che rientra nel corrente non rientra nei finanziamenti del PNRR. Continuo io, Marco. Se un comune adegua il portale informativo che ha con un fornitore nel mercato, non MyPortal, ma intende attivare i LED regionali per la parte servizi, può aderire al bando? Giusto per chiarire, i LED sono una componente del più ampio progetto MyPortal. Non so Anche se... qui non mi è chiarissimo, Antonino, chiedo scusa non conoscendo molto bene il sistema, però vale lo principio. Ma se vuoi ampliare la domanda, prego. Sì, magari provo a interpretare. Il tema è che questo ente probabilmente sta prevedendo di trovare una soluzione tecnologica per la parte dei siti e un'altra soluzione tecnologica per la parte dei servizi. Mi sembra di poter dire, per quello che abbiamo detto fin qui, che il bando non entra nel merito delle soluzioni che vengono adottate, ma nel raggiungimento dei risultati che poi... Quindi mi sembrerebbe di poter rispondere sulla base di quello che abbiamo fin qui detto che si può fare, ecco. Assolutamente, è corretto, vale lo stesso discorso fatto per MyPortal riguardo al sito. La misura non entra nel merito della scelta tecnologica o della scelta del fornitore, chiede però il raggiungimento degli obiettivi di conformità. Questo sì, uno degli obiettivi, ad esempio nel caso dei servizi, è che i servizi risiedano su un indirizzo istituzionale, per cui ce ne sono anche altri naturalmente. Al di là, diciamo, del criterio di conformità, la scelta è lasciata in capo ai comuni. Insomma, per cui... Okay. Scusa. Non credo che arriveremo alla fine delle domande, quindi ce ne sono veramente tante. Facciamo le ultime due, poi le altre le raccogliamo, le mettiamo come sempre al fattore comune per poi andare ad arricchire le FAQ che trovate. Direi di sì, Marco, perché sono le 11:05, proviamo a fare le ultime due, diamoci una chiusura verso le 11:15 per rispettare un po' gli orari previsti. Ok, la prossima faccio direttamente a Antonino, tanto per lui questa. Chiedo cortesemente se MyPortal 3.0 è già completamente compatibile con la lista dei criteri di conformità. No, MyPortal non è attualmente compatibile. La Regione del Veneto sta rendendolo compatibile, quindi entro fine anno ragionevolmente il portale sarà compatibile. Okay. L'ultima è: i nostri comuni più piccoli del circondario chiedono se ci sarà modo di presentare una domanda in forma aggregata per semplificargli la procedura. Allora, questa rispondo io. Allora, dal punto di vista del soggetto attuatore sono e rimarranno i singoli comuni, quindi anche i più piccoli. Esiste già oggi una procedura in cui il comune può indicare quello che noi nel gergo della procedura viene chiamato incaricato, e quindi è una figura che può fare per più comuni, diciamo, la parte di adesione amministrativa. Dal punto di vista invece poi della gestione non tanto della procedura amministrativa online di richiesta, dal punto di vista della gestione vale il supporto che è stato raccontato sia da tutto quello che ha messo in campo Regione Veneto, quindi con sportello di supporto, con attività, tutte le cose che mi ha raccontato sia Antonino che appunto di Luca, sia ovviamente per quanto possiamo noi, visto che siamo persone sul territorio, essere un punto di supporto anche come dipartimento diretto per fare eventuali dubbi sulla parte un po' più poi di sviluppo produttivo. Aggiungo, Marco, prima di lasciare la parola a Luca, che Regione Veneto, come giustamente tu hai ricordato, mette a disposizione tutta una serie di servizi per gli enti che avessero delle difficoltà, perché poi un po' è il focus che si vuol dare a Regione Veneto, cioè mettersi
a fianco soprattutto di quegli enti piccoli che magari avessero più difficoltà di altri a presentare domande. Io ricordo che Regione Veneto ha mandato tramite ANCI Veneto una circolare a tutti i comuni del Veneto e indirizzata naturalmente in modo particolare a chi ha maggiori difficoltà, e ANCI Veneto, Regione Veneto, comunque l'organizzazione della rete che noi abbiamo dispiegato sul territorio è a disposizione di questi enti per accompagnarli nel fare una domanda, nel seguirli nella fase di approvvigionamento fino ad arrivare alla fase di realizzazione. Prego Luca. Grazie Antonino. Permettetemi di iniziare questo brevissimo intervento di chiusura veramente con dei ringraziamenti sentiti. Li faccio ai colleghi del Dipartimento perché sono stati veramente, ha detto prima Tommaso che la collaborazione non era, diciamo, prevista o dovuta, ma questa non definizione ex ante era bilaterale, anche voi potevate tranquillamente decidere di fare le vostre iniziative in maniera autonoma. Invece ci siamo seduti prima attorno a un tavolo virtuale, poi siamo venuti giù a Roma, abbiamo capito che trovare un modo di lavorare assieme, anche se la regione non è coinvolta direttamente, rappresentava probabilmente un'opzione win-win-win per voi, win per noi e win soprattutto per il territorio. Quindi veramente grazie. Ringrazio anche Luca Rigoni che non c'è qua, ringrazio Chiara, ringrazio Mauro Minenna che è, diciamo, il capo dipartimento, e quindi portati ringraziamenti anche a Mauro Minenna perché effettivamente ci ha dato a disposizione delle persone di altissimo valore, di altissima professionalità e ovviamente molto preparati sui bandi. Quindi anche Matteo oggi, grazie Matteo perché ci hai fatto capire effettivamente che l'hai scritto tu, che ci vivi tu, che è un pezzo della tua vita, quindi grazie. Quindi grazie per la vostra collaborazione. Proviamo a rilanciare sicuramente, come ci siamo detti, da una parte il rilancio probabilmente va con l'idea di provare a organizzare altri momenti magari più veloci, più puntuali sui singoli bandi rispetto a scadenze più prossime. Penso che allora, qui abbiamo una scadenza riguardante probabilmente la disponibilità, c'è una scadenza veramente vicina che è quella cloud, se non ricordo male, alla prima, quindi sicuramente su quello dovremo tornare. Poi rilanceremo, come ha detto Antonino benissimo prima, perché abbiamo messo in campo il sistema Veneto e quindi i SAD, l'ANCI e altre le imprese del territorio proprio per stare a fianco dei comuni, e quindi proprio per la prima parte delle domande stiamo lavorando sulla parte della qualificazione. Ovviamente la sfida che ci attende non è scontata, però ci attrezziamo. Mi piace, scusate, io ho visto un po' di domande, però c'è una domanda ultima che mi lasciava veramente, che secondo me è un'altra forma di rilancio, un intervento di un nostro collega del territorio che dice: noi andiamo alle elezioni, spesso in questi programmi elettorali si parla di digitale in maniera magari un po' approssimativa o quantomeno non così precisa. Pensate qualcosa anche per gli amministratori. Sicuramente questa è un'ulteriore sfida che ci raccogliamo e che mettiamo tra gli appunti di questi incontri, perché anche oggi che avevamo meno di 200 iscritti siamo arrivati a raggiungere punti di 250 partecipanti. Quindi sono stati veramente webinar molto seguiti, questo vi ringraziamo, e quindi vi chiediamo di stare sintonizzati attraverso ovviamente il nostro sito istituzionale, il sito Agenda Digitale Veneto, il sito dell'ANCI. Vi daremo ulteriore comunicazione delle prossime iniziative. Quindi buongiorno a tutti, è stato veramente un trittico di webinar molto interessanti e ringrazio tutti ancora per la partecipazione. Ci vediamo presto. Buona giornata a tutti e buon lavoro e buoni bandi a tutti. Grazie. Buona partecipazione.